La teca con la statua del santo viene posta in prossimità dell'ipogeo all'interno della chiesetta, ove sosterrà fino al pomeriggio della domenica. Da qui Santus Ravadori sembra osservare bonariamente lo svolgersi dei festeggiamenti in suo onore. Questa lunga ed intensa giornata si conclude con una pittoresca sagra del pesce, con grandi grigliate di saporiti muggini dello stagno. Niente di meglio per i turisti che gustarsi il tepore del tramonto accompagnato dai sapori della laguna e delle vigne cabraresi. Domenica è il giorno del rientro. L'intera comunità cabrarese aspetta da un anno questo momento, il ritorno del santo condotto dal numeroso manipolo degli scalzi, cui tributare un applauso infinito in segno di affetto e ammirazione. L'attesa si consuma la mattina nella festosa allegria dei tantissimi fedeli e dei turisti che affollano curiosi le bancarelle dei dolci sardi o che stazionano nelle Cumbessias, luoghi in cui scambiare due chiacchiere con quegli amici che stanno lontano per il resto dell'anno e magari fare nuove conoscenze. In attesa della partenza, che avverrà nel pomeriggio, decidiamo di visitare le coste del Sinis. Trovare nella zona una bella spiaggia in cui potersi godere un angolo di mare incontaminato non è certo un problema. Tra le spiagge più rinomate, ecco quelle di Mari Ermi e Isaruttas, una lunga striscia di sabbia formata da minuscoli granuli di quarzo candido e trasparente. Le coste rocciose dell'oasi naturalistica del WWF di Turreseo, circondate da una macchia mediterranea intatta e profumata, rischiano, per la loro bellezza, di farci perdere la partenza della corsa. A San Salvatore, intanto, nella piazza polverosa e dentro le Cumbessias, i corridores iniziano lentamente la loro meticolosa preparazione, indossando il saio bianco e stringendo strettamente alla vita i cordoni che lo reggono per facilitare il movimento delle gambe. La loro mente sembra impegnata a ricercare la giusta concentrazione per affrontare la nuova fatica. Pochi sono gli uomini allenati alla corsa e per alcuni lo sforzo sarà veramente enorme. Ma d'altronde si tratta di un voto e sarà proprio la sofferenza a dare alla corsa il suo vero valore. È ormai giunto il momento fatidico. Gli scalzi, e con loro Santus Ravadori, sono partiti. Un lungo e difficile tratto sterrato che attraversa le campagne condurrà in poco tempo il gruppo alla strada asfaltata e rovente. Cabras è ancora lontano.
In paese una folla enorme di sardi e di stranieri attende i Curidores in un clima di sempre maggiore emozione, che cresce ancora di più quando alcune voci isolate annunciano il loro arrivo. Il sole è ormai basso sull'orizzonte. Col tepore dei suoi ultimi raggi sembra voler abbracciare tutti noi che in qualche modo abbiamo partecipato alla festa di quest'anno. Domani questa terra si sveglierà più felice e tornerà alle occupazioni quotidiane, al lavoro. Ancora una volta il voto è stato rispettato. Ancora una volta il Sinis è stato testimone, come ormai da millenni, dello stretto rapporto che lega il suo popolo riconoscente alla divinità.